Buonasera, anzi buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entura, il festival diffuso organizzato dall'Associazione Liberos e sostenuto dall'assessorato alla cultura della Regione di Sardegna, del Comune di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna. Ringrazio innanzitutto la MEM che ci ospita e poi chiaramente gli autori del libro che presentiamo oggi, Andi Rivieni, a cura di Matteo Porru. Sono con noi oltre a Matteo anche due autrici del libro, cioè Virginia Sabat e Alessandra Dode, che ringrazio. E ringrazio inoltre Cristiano Sanna Martini che ci aiuterà a dialogare su questo libro e voi per essere presenti. Grazie. Buonasera, benvenuti a questo incontro organizzato da Liberos. Le presentazioni le ha già fatte Francesca e quindi andiamo a parlare degli Andiri. Matteo, ci sono 4 categorie di viaggiatori. A leggere il libro di cui Matteo Porru, diciamo, è il principale autore, ma poi lo possiamo definire una polifonia di narrazioni perché ci sono altri contributi, proprio quello di Alessandra Tode, la Presidente, quello di Virginia Sava, e ancora scrivono Marchisio Bandinu, Moses Concas, Paolo Fresu, Antonio Marras, ciascuno del proprio rapporto col viaggio, Cosa cerchiamo nel viaggio, un messaggio per cui viaggiare è anche un pochino più laborioso, faticoso, cosa non cerchiamo, cosa troviamo, quanto ci costa, cosa ne ricaviamo e cosa c'è nel frattempo mentre sono in viaggio. Ragioniamo di tutte queste cose. Allora, io ho qualche appunto sulla lettura del libro di Matteo, iniziamo dall'autore principale. A pagina 18-19 si legge: il sardo è succube del poco ricambio, delle poche azioni e dei pochi attori. Questo complesso di inferiorità, di lontananza geografica e pratica si riflette in un'attitudine che la società e la politica sarda, a svariati livelli, hanno avuto modo di applicare. È la tendenza a ragionare sul futuro della Sardegna e del mondo, non come un contenitore, ma come un contenuto, un solido rigidissimo, anziché una realtà espandibile, un'idea nata già satura e non da sviluppare. Allora Matteo, Sardegna non come contenuto ma come contenitore, da dove si comincia per fare per tua esperienza e per tua visione. Intanto buonasera, io sono contentissimo di essere qua alla NEM, grazie a chi ci ospita, grazie ad Ale, grazie a Virgi, grazie a Cristiano che ci fa da caronte in questa sorta di attraversamento, o che le pagate. Il tema fondamentale del saggio è questo qua, che poi alla fine era chiuso nelle prime pagine e credo sia fondamentalmente il leitmotiv che accompagna poi la lettura di ciò che accade dopo. Ed è il fatto che noi, per una sorta di meccanismo autoindotto, cerchiamo di ragionare sempre come se in Sardegna ci dovessero stare delle cose. Cioè noi guardiamo il confine come se fosse davvero un limite e in maniera più o meno metaforica alziamo un muro dentro il quale ci troviamo tanto cercando di resistere all'assedio delle onde. Ed è una società, è un modo di essere, di partecipare, di agire, anche di riconoscersi, che in Sardegna sopravvive da tanto tempo e non è né un pregio né un difetto, un dato di fatto. Quello che secondo me però si potrebbe davvero fare per cambiare le cose, ed è riacchiuso fondamentalmente in questa espressione, è quello di ragionare non vedendo la Sardegna come un contenitore stagno, ma dandoci la possibilità di far entrare dall'esterno e ricambiando dall'interno tutta una serie di risorse fisiche e non fisiche che in Sardegna ci sono, ma basta vedere, ed è un elemento veramente rilevante se lo guardiamo, alle rivalorizzazioni dei piccoli paesi. Entra questa questione la conosce molto bene. L'associazione Liberos da una vita si occupa della rivalorizzazione dei piccoli centri, porta la lettura, porta la cultura nei paesi anche sotto a volte i 1000 abitanti, e questo lo fa per una missione sociale. Ecco, fondamentalmente questo forse è quello che manca. Si può vedere la Sardegna contenitrice se noi guardiamo le missioni sociali che ci devono spettare, e ci spettano in ruoli completamente diversi ma fondamentalmente complementari. Spettano a noi in quanto autori, ad Alessandra come amministratrice, a Virginia come giornalista, a te come cronista. Ognuno di noi può avere un ruolo cruciale in quello che fa se riconosce il fatto che qualunque cosa accada dentro o fuori l'isola è comunque foriera di belle possibilità. E questo è un pregiudizio, più che altro un pregiudizio, un pregresso, un preconcetto che noi ci ereditiamo da parecchio, e secondo me abbiamo perso, anche se voi l'ingenuità quasi bambina, di poter accogliere l'uomo che accade senza avere subito l'immediato pensiero dopo che possa intaccare quello che c'è già. Servirebbe secondo me meno paura e
di analisi, servirebbe un po' di incanto che abbiamo perso. Quello secondo me è un grande elemento che si può recuperare. Grazie. Possiamo anche utilizzare questi, se questi sono funzionanti, quindi da evitare. Li abbiamo provati, Oh, però va acceso. acceso. Sì. Ecco, scala sopra. E molto bene. E là uguale. Uguale. Molto bene. Ritrovare l'incanto, partire da qua, quindi non fissarsi troppo sulle cose storte, quelle che non vanno abbastanza bene, quelle che costano fatica, perché tanto ci sono e sfidano anche la nostra creatività, ritrovare l'incanto. Virginia Sala racconta il suo spostamento fuori dalla Sardegna, che parte con una pioggia torrenziale a Trastevere con un borsone nero, passa per l'incontro con un santone, se non ricordo male, a cui lei chiede: ma io qua cosa devo fare per trovare il mio pezzettino di mondo fuori Sardegna? La risposta del santone la lasciamo a te, però poi c'è un'immagine che mi ha molto incuriosito e approfondiamo partendo da questa. Tu scrivi: la Sardegna è come un cassetto che ha già tutte le cose disposte così, e che è estremamente difficile spostare rispetto a quell'ordine che sembra immanente, no? Per rimanere sempre lì senza poter essere spostato, come se si facesse un sacrilegio. E questo fa parte della fatica che uno fa per organizzarsi proprio altrove anche col viaggio. Ecco, partirei da qui. Come si spostano invece gli elementi che poi danno la somma finale? Buonasera a tutti e grazie a Matteo, questo splendido ragazzo, un uomo che ci sta regalando alla nostra terra tantissime soddisfazioni. Quindi grazie Matteo, grazie alla Presidente della Regione che è qua perché manifesta una sensibilità nei confronti del tema che trattiamo oggi, che è quello soprattutto dei giovani, del lavoro, di chi va via per la ricerca di che cosa. Ecco, mi chiedi, no, questo cassetto, a me questo cassetto, la Sardegna l'ho sempre vista così. Io sono la Sardegna, non è una cosa diversa, non la giudico, sono io. Ma avevo necessità di alimentare le mie moltitudini, diciamo così, la mia vastità. E ho avuto bisogno di uscire dai confini, ma proprio perché qua era come se tutto fosse messo al posto giusto e per me c'è uno spazio ristretto, io non ho bisogno di altro. E infatti la prima sensazione che ho quando arrivo a Roma, poi veniamo come spostare, no, quelle cose al cassetto, la prima sensazione che ho avuto a Roma è stata non avere nessun punto di riferimento, non avevo parenti, non avevo amici, non avevo neanche la casa, non sapevo dove stessi andando, non sapevo che sarebbe successo il giorno dopo, non avevo lavoro, non avevo niente. È stato, lo scrivo, forse il momento più importante della mia vita, perché mi sono sentita tutta nella mia interezza, mi sono sentita io e basta, io senza relazioni, io senza un pregiudizio sul mio lavoro, niente, ero io e basta. E lì è stato bellissimo perché percepirsi senza confini è una sensazione che spesso, soprattutto noi in Sardegna, non riusciamo a sentire, ma proprio perché per una serie di motivi, no, che poi Matteo spiega molto bene nel libro. Anche il fatto di autolimitarsi, anche il fatto di accontentarci, di pensare che anche che siamo al centro del mondo, fatemi fare questa critica. E questo ci fa male, perché invece poi nel mondo il fiume scorre, succedono tante cose, il mondo cambia velocemente. Sicuramente ci sono state e ci sono qua delle persone che si ribellano, soprattutto attraverso l'arte, soprattutto attraverso la cultura. Ogni persona che io incontro fuori dalla mia regione, scrittori, intellettuali, mi dicono la Sardegna ha fatto così tanti festival, sono stati tutti, mi dicono tutti i paesini con 500 abitanti, li conoscono, perché dal punto di vista culturale penso che anche grazie al talento dei nostri scrittori, alla sensibilità che abbiamo, stiamo facendo veramente tanto, quindi per questo secondo me noi siamo avanti. Poi c'è sicuramente un lavoro molto più difficile che quello della politica. Io insomma taglio corto perché insomma diamo la parola alla Presidente della Regione. C'è l'aspetto della politica che deve gestire delle situazioni che sono molto più complesse. Come si fa oggi a dire a un giovane non avere confini, alimenta la tua vastità, le tue moltitudini, se comunque non varcano quel mare, se comunque non lo varcano per poi tornare, perché poi noi siamo la nostra terra. Io credo che questo sia un elemento importantissimo.
Se non lo facciamo fisicamente lo dobbiamo fare comunque, anche stando seduti sul tavolo, varcare quei confini che comunque ci limitano. Il Santone, vi racconto un Santone. Sono arrivata in un giorno di pioggia dopo che ho avuto la benedizione del mio professore di filosofia, vai il Signore è con te, quindi ho preso questo aereo e sono volata a Roma. Un giorno di pioggia, arrivo in questa casa, alla fine che non conoscevo, due gatte mi hanno accolto, una regista brasiliana molto bella che mi ha accolto nella sua casa, avevo questo angioletto sul soffitto disegnato che mi rassicurava, ero sola, no? Ero sola. Arriva il primo weekend, dico che faccio? Non voglio tornare a casa subito, no? Devo imparare anche a stare da sola, devo imparare a stare senza i miei affetti. Come si fa? Allora mi affido all'unica persona che conoscevo in quel momento, che era un giornalista che avevo sentito solo per telefono, mi dice che deve fare un reportage, pensate, sulla affinità tra divinità etrusche e peruviane. Mi trascina in questo paesino poco lontano, Pulci, un deserto molto bello, con questo si sentiva, immaginate, era diroccato con questo ruscello che si sentiva in sottofondo, avvolto quasi dal verde, e questo santone peruviano che ha fatto questo grande viaggio per porre i suoi omaggi alle divinità etrusche. Mi ritrovo, mi dicono di portare dei frutti, porto dei chicchi di caffè in omaggio perché sembrano dei prodotti della natura. Lui disegna un mandala gigante nella sala con il caffè, il mais, dei piccoli frutti, i semini, fa un mandala gigante, fa un lavoro bellissimo. Voi pensate, io sono dentro ed ero dentro, non ho confini, stavo facendo qualcosa di totalmente estraniante e strano rispetto a quello della mia vita. Comunque alla fine di questa giornata stranissima, dove abbiamo omaggiato queste divinità anche con un rito sul fiume, eccetera, avevamo la possibilità di fare una domanda, no? Quindi arriva il momento in cui tu ti siedi davanti al santone e io gli chiedo che cosa troverò qua in questa città. Lui prende delle foglie d'alloro, che secondo me anche in Sardegna ci sarà qualche rito simile, butta le foglie d'alloro per terra su questo mandala e vanno tutte fuori. Allora la traduttrice mi dice, c'è qualcosa che non va, tu non vivi qui. E io gli dico, sono appena arrivata, sono arrivata da 48 ore. Allora il santore è rassicurato, raccolta di nuovo le foglie, rifà la stessa operazione e comunque queste foglie poi fanno un disegno bellissimo e la risposta ovviamente è stata: troverai tutto quello che stai cercando. Voglio dire, figura, io appena arrivata con questo troverò tutto quello che sto cercando, mi sono convinta che sarebbe stato così. E devo dire che è stato così. Roma mi ha accolta, ma la Sardegna scalpita ogni giorno dentro di me. Qualche mattina ho bisogno di ascoltare i tenori dei Bitti, di cantare Vita Zenda, di sentire anche Moses Congas, cioè di sentire tutto ciò che mi riporta a quella che io sono in realtà. Una terra con la quale non ho litigato, ma che a volte mi ha respinto, questo lo devo dire, mi ha respinto, è una terra dura, Sardegna, però sono io in tutte le mie complessità. E quindi io sono ben felice di iniziare anche questo lavoro che spero porti a qualcosa di concreto, cioè ragionare davvero come scardinare quel cassetto, buttare tutto per terra, fare disordine, perché secondo me serve anche questo. Grazie, spero di non avervi annoiato. Alessandra Todd scrive di un'esperienza molto forte, molto toccante. Torniamo indietro nel tempo di 20 anni, quando, non spoilerò troppo, quindi vi lascio poi al piacere della lettura di Andy Rivieni di cui stiamo parlando, ma 20 anni fa Alessandra Todd viene comunicato che il papà, che era malato di SLA, è morto, non è più in vita. E quindi c'è l'urgenza di tornare in Sardegna, tornare dalla famiglia, tornare dal padre, e come troppe saghe saranno, comincia la fatica del viaggio, perché non ci sono i posti, il volo in overbooking, non abbiamo disponibilità, si mette in lista d'attesa, ma io sono sarda e ho tutto in famiglia, nulla.
si mettiti in fila come tutti gli altri. C'è un passaggio molto bello che cita a pagina 117 di Rivieni, dove Alessandra Toppi, che adesso c'è la parola, dice che quella esperienza dolorosissima ovviamente la segna non solo per la perdita, ma c'è un dolore particolare per, scrivere, l'attacco alla mia dignità nel momento di fragilità. Ed è una dignità che passa per la disponibilità del viaggio e la facilità o meno di arrivare in un luogo che è anche un presidio sanitario e che diventa un luogo di famiglia in un momento così estremo. Intanto complimenti per aver potuto condividere un momento così intimo, non è facile farlo, e se una persona che ha anche dei carichi di un certo tipo lo fa, c'è un motivo ben preciso. Allora lascio a lei il piacere di approfondire come nasce la scelta di fare questo racconto che è dentro a Diritto. Tanto voglio ringraziare Matteo perché senza di lui veramente probabilmente non avrei mai neanche pensato di condividere questo passaggio. Quando mi ha chiesto un contributo, mi ha chiesto se ero disponibile per poter raccontare quelle che erano le vicissitudini di chi vive tanto tempo fuori dalla Sardegna. Io considerate che io sono partita che avevo 17 anni e sono entrata stabilmente nel 2019. Ho vissuto in 8 paesi diversi, quindi avrei veramente potuto scrivere dei miei ritorni, delle mie partenze, ritorni di Sardegna, avevo sempre avuto i genitori qua. Poi in realtà, riflettendoci, ho pensato che era importante condividere non soltanto, come dire, le aspettative, i lasciti che si hanno tutte le volte che si arriva e tutte le volte che si parte, ma anche la sofferenza di dover stare in un posto che per quel momento, in quella situazione è stato diverso da tutti gli altri. E l'ho voluto raccontare per questo motivo, e poi voglio legarlo anche a un altro aspetto per cui ho combattuto moltissimo anche per la recente continuità territoriale, perché venissero riconosciuti i parenti dei sardi che rimangono qua. Perché io in quell'occasione ho sperimentato che, essendo sarda, avendo i genitori sardi, essendo semplicemente una persona che è appartenuta per tanto tempo al mondo, io non avevo più diritti, non c'ero come un turista qualsiasi, la mia appartenenza era cancellata da regole che non riconoscevano minimamente la mia identità, i miei passaggi, il fatto di avere una famiglia, il fatto di avere necessità di rientrare per la cosa più importante che credo una persona voglia fare, salutare un genitore che è mancato. Ecco, in quel passaggio veramente ho sentito la condanna dell'isola, che non avevo mai sentito in altri contesti. Ho viaggiato tantissimo per lavoro nei posti più impensati, anche nei posti più lontani, a volte anche facendo viaggi lunghissimi, ma non mi era mai capitato di sentire questa respingenza, l'impossibilità di raggiungere un luogo nel momento del bisogno assoluto, nel momento in cui non si può derogare, non si può rimandare il giorno dopo, non si può pensare di potersi riorganizzare diversamente, dove non si ha flessibilità, dove si deve arrivare. Ecco, in quel momento ho avuto il carico addosso che è inesorabile e ho sperimentato anch'io, come dire, non voglio che venga letto e quindi non voglio raccontare più di tanto, però ho sentito il carico di dover chiedere, il carico di dover quasi mendicare un posto in quell'aereo che partiva e che sembrava, come dire, un oggetto irraggiungibile. E mi sono resa conto che questo passaggio sicuramente poi si è risolto positivamente, ma è un passaggio che mi ha segnato moltissimo, proprio perché uno può scegliere in tutti gli altri posti del mondo di muoversi, di partire, di spostarsi. Ci sono ovviamente anche problemi da altre parti, ci mancherebbe, quindi non è, voglio dire, una cosa neanche che voglio, come dire, leggere in negativo e basta, non è soltanto in Sardegna che ci sono problemi ovviamente di mobilità. Però ecco, il fatto di poter lavorare successivamente, quando ho avuto questa responsabilità, di poter lavorare, per poter assicurare dei diritti a questa grande comunità. Ci sono, pensate, 4 milioni di sardi che vivono fuori dalla Sardegna, 4 milioni di persone che hanno genitori, che hanno parenti, che hanno ancora una discendenza che comunque appartiene a quest'isola, e che però erano, insomma, veramente persone che comunque non avevano veramente nessun diritto. E quindi mi sono
in qualche modo migliorabili sicuramente ancora, però per essere riconosciuti. Partirei da questa testimonianza anche dolente, problematica, molto sincera di Alessandra Todde sulla fatica e anche evidentemente la creatività particolare che viene scelta a un sardo che fa andirivieni tra le due sponde del mare. E tornerei da Matteo con mi piace anche fare piccole citazioni degli altri coautori, dei contributori che non sono con noi. C'è un punto, e torna all'esperienza, sono sicuro, di tutti quanti, tutte quante noi presenti qui, che mette in evidenza l'esperienza breve di Paolo Fresu, che nel libro scrive: negli anni '80, quando io Pischello me ne andavo da Perchita per cercare il mio posto, il mio pezzo di mondo, sparigliando anche il famoso cassetto che noi rispettiamo tanto, forse anche un po' severo, ma forse per eccesso di voler bene a quest'isola e alla sua storia, che uno dice aspetta un attimo, e così prima di spostare ci penso, però poi lo devo fare. E Paolo Fresu scrive: per me il viaggio, io giovanissimo negli anni '80, era la Tirrenia che va verso il continente. E questa è un'immagine che sono sicuro anche dal punto di vista olfattivo sulla freccia abbiamo tutti, no? Benissimo. Dopodiché, primissimi anni 2000, la Sardegna vive un doppio shock culturale, perché arriva internet, quindi ci spalanca con un'immediatezza e una ricchezza al resto del mondo, con le sue sirene, le sue possibilità, e arrivano i voli low cost. Ok, quindi ciao Tirrenia col traghetto puzzolente, la gente sgarbata, fin dai parcheggi. Ok, questo shock culturale quanto ci dà e quanto ci toglie, visto che poi noi lo viviamo con un sentimento che torna nel libro, in vario modo, in varia declinazione delle esperienze di tutti coloro che firmano questi racconti, e del sentimento del sentirsi inquieti. E quindi io qui, è bellissimo l'aria, il Mediterraneo, il sole, il mio maestrale, il mio scirocco, però poi mi devo muovere da qui. Quanto ci ha dato in senso positivo e anche forse con un eccesso di irrequietudine e repentenza questo doppio shock culturale, internet, web più low cost. Ma qui sei comprato un aeroplano. Esatto. Molto fossi gli altri mari, si direbbe. No, però di fatto è un buon riassunto, nel senso che noi abbiamo avuto tante ascese e tante discese da un punto di vista di mobilità, e non si finisce l'elenco. Hai detto bene la Tirrenia, pensa alle compagnie low cost. Nel 2000 sì, è vero, arrivano le prime grandi potenze che adesso dominano fondamentalmente gli scavi, almeno di Cagliari, e alcune low cost sono dirimenti anche per la mobilità. Penso all'aeroporto di Fertilia, di Alghero, che durante l'inverno ha soltanto i voli in continuità territoriale, che sono 2 al giorno in tabellone, e crea tutto un indotto giustissimo, sacrosanto. È vero che tu a 20 euro, te lo sussurravo prima, puoi prenderti il volo Cagliari-Ciampino e farti rientro. È vero anche che in un certo senso estendere la mobilità, estende il pensiero della mobilità. C'è un romanzo bellissimo, penso l'abbiamo letto tutti, se non l'avete letto leggetelo, vi prego, che è Il quinto passo da Dio di Sergio Azzenti. Torniamo alla Tirrenia, cosa succede nel quinto passo da Dio? C'è un'inversione meravigliosa di movimenti, di storie, perché la nave va avanti e i pensieri tornano indietro, quindi la nave va verso il continente e il pensiero del protagonista torna verso l'isola. Ed è quello che accade ogni volta che noi ci allontaniamo, ed è forse addirittura ingenuo pensare che non accada, e molto spesso noi ce lo sabotiamo come pensiero. Però noi quando saliamo su un aeroplano che prende quota, vira tendenzialmente verso destra, fa rotta verso Roma, verso Milano, e dopo 5-6 minuti di terra vedi il blu, ti rendi conto che è blu, e ti rendi conto che da lì inizia una sorta di rito di passaggio, che a un certo punto è equamente distante dalle tue terre, e quindi non dividi più da dove sei partito e dove stai arrivando, ma sai che di lì a poco inizia una discesa che ti porta, è vero, dall'altra parte di una sponda, ma anche dall'altra parte di una vita. E questo è fondamentalmente il leitmotiv che unisce tutte le esperienze del libro, da un'altra parte di una vita. E io l'ho vissuto. Io fino a 2 anni fa ero abbastanza sicuro che avrei lasciato la Sardegna per motivi lavorativi, poi l'ho fatto per motivi d'amore, e la vita nobiligure è bellissima, anche parecchio oltre la sponda tra l'altro, però ha un aspetto centrale, cioè io quando sono a casa mia a Novi Ligure sul mio bel divano
col ventilatore perché non ho il condizionatore a casa, mamma mia da danno, non mi manca la Sardegna in sé, mi manca la Sardegna in me. Cioè mi manca tutta quella straordinaria capacità, quasi da abecedario, che ha un codice con cui siamo cresciuti tutti, con cui è cresciuta Virginia, con cui è cresciuta Alessandra, con cui sei cresciuto tu, con cui sono cresciuto io, con cui è cresciuto chiunque sia in questa platea, e che riproduce una serie di linguaggi, di codici, di odori, di sapori, di conoscenze, di pratiche, e tutto quel patrimonio che la mia professoressa di italiano avrebbe detto, tutta quell'enciclopedia, dove la collochi e come la collochi? Ecco, in questo movimento c'è la divisione dei sardi, gli andati, i fermati e gli ambili. Gli ambili sono i sardi che piacciono a me, ci sono quelli che vanno avanti e indietro, di continuo, che quei voli Ryanair da 20 euro li conoscono, che li prendono per lavoro quando hanno un rimborso spese da cercare di tenersi un po', e d'altra parte quelli che si trovano col biglietto già pagato, e affronta i ritornelli all'aeroporto con la leggiadria di chi prende un treno e con una pesantezza molto velata però di fondo di chi ogni volta per banalmente lavorare deve scavalcare il mare una volta al giorno, 2 volte al giorno. Io ho fatto un periodo della vita intorno al 2021-22, Virginia lo sa bene, Alessandra pure, in cui io prendevo una media di 10-12 aeroplani a settimana. Io arrivavo la mattina alle 4:30, mio padre, figurate che mio padre è contento di svegliarsi alle 3:30, 4. Papà mi porta in aeroporto, un pugno in aeroporto, e c'era Maddalena che è diventata il mio pilastro culturale, perché Maddalena è la barista dell'ultimo bar in fondo all'aeroporto di Elmas, l'ultimo, proprio l'ultimo. Maddalena io la adoro, perché Maddalena alle 5 del mattino si sorride e guarda e mi dice: Matteo, solito, e lei sa che io prendo il cappuccino al ginseng con la pasta senza glutine, lo digita a memoria, e lei per una vita l'ha digitato, e oggi quando ci torno e Maddalena la vedo meno mi dice sempre il solito prendi, perché di fatto poi si sviluppa questo tipo di attaccamento, che non è un attaccamento di forma, ma è un attaccamento di sostanza, ed è qualcosa di profondamente radicato, la ritualità dell'andata e la ritualità del ritorno, che a ognuno di noi appartiene per modi e circostanze diverse, che ci unisce. Ecco, il valore fondamentale di questo saggio, secondo me, è questo qui. Cioè, noi possiamo avere tutte le opinioni, concordanti, discordanti, stonanti sulla Sardegna, su come si gestisce, su come si colora, su come si scolora nel tempo, ma ognuno di noi ha bene in mente, in maniera univoca, a prescindere da politica, da partiti, da visioni, da percezioni, ognuno di noi sa esattamente che sensazione si prova quando si va e quando si torna, e in questo dei sardi sono tutti voi. Questa sensazione dell'andare e tornare in almeno 2 racconti, che sono quello di Alessandra Tode e quello di Virginia Sava, ha sempre un profumo di benvenuto, nonostante nel mezzo si siano vissute delle cose complicate e anche terribili, e questo profumo è quello dell'Elicriso, che c'è nel tuo racconto e anche nel racconto della Presidente. In un altro degli interventi, dei racconti del libro, Bachisio Bandinu, antropologo, eccetera, fa un'interessante riflessione sullo sguardo che lui ha trovato utile esercitare sulla Sardegna e il suo divenire, rimanendo anche lontano per molti anni. Lui parla di 20 anni, vado a Milano per cercare il mio altrove, lo trovo, e però, come stava anticipando anche Matteo, poi il pensiero torna indietro, e Bandinu dice questo misto di nostalgia alla persona, no? Ogni molo è una nostalgia di Pietro, scrive Pessoa. Chissà cosa sentiamo quando si alza il carrello dalla pista e quando torna a toccare la copertura della pista. Ma Bandinu dice anche, per poter poi tornare a ragionare in maniera appropriata, utile, oltre i luoghi comuni, oltre i disfattismi, oltre le fatiche del mondo delle possibilità sulla Sardegna, è necessario uno sguardo, per paradosso, distaccato. Quindi noi abbiamo un paradosso, l'essere quieto che mi porta ad andare via perché qua c'è qualcosa che mi manca, quando sono di là torno a guardare di qua, ma devo fermare emozioni e sensazioni per creare una forma di distacco. Come si risolve questo dilemma? Cosa ne pensate? Un passaggio molto particolare, visto che parli in Virginia. È un passaggio poetico, a mio avviso,
perché noi lo sappiamo tutti nella vita di tutti i giorni, la mancanza ci fa sentire di più la presenza delle cose, è un paradosso della nostra vita. La lontananza, quando noi siamo lontani da qualcosa, la interiorizziamo e la sentiamo dentro con quelli che sono, raccogliamo tutti i nostri sensi, la vista, il gusto, l'olfatto, quindi anche il profumo di ricriso che ci davi prima, diventa qualcosa di quasi di salvifico nella quotidianità che tu trascorri lontano. E interiorizzare vuol dire metterci, noi nella nostra quotidianità siamo sempre molto distratti, come facciamo, diamo un po' tutto per scontato, le persone ci sono sempre, e invece quando ci rendiamo conto che mamma e papà sono lontani, sono qui in sala, io li ringrazio perché mi portano, mi riprendono all'aeroporto a proposito con tanto di carico di Un applauso ai genitori che vanno a riprendere la casa di Elma, ai biglietti, che anche qui si accumulano i biglietti del parcheggio in macchina, che poi non li prende perché la spada si alza da sola. Però dicevo, quando mamma e papà sono lontani e tu magari tutti i giorni li hai vissuti con un automatismo, poi dentro li senti più grandi, immensi, più forti, li senti 100 volte di più, e quindi questo è, la distanza è vero che ci permette di capire, di sentire anche le cose più importanti, quali sono e come sono. Niente, sono un po'... C'è un po' di nostalgia. Ti sei persa nelle emozioni che c'erano sopra. Questa è bella, dai. È inevitabile Perché provare bello, nostalgia sì. quando se ne va, quando prendo l'aereo. Io uso ormai come un autobus. È difficile, e mi è piaciuta appunto, visto che avete parlato dell'estensione della continuità territoriale ai parenti. Per me questa è una cosa importantissima, perché io probabilmente un giorno, domani, sono sposata e vivo ormai a Roma, non sarò più residente, no, in questa terra, però io ho bisogno di sentirmi sarda, cioè io sono sarda, io ho bisogno di sapere che c'è quel canale, non posso avere una porta chiusa nella mia regione, e quindi penso che questo sia stato molto importante, ma non tanto dal punto di vista pratico, dal punto di vista culturale, quindi per me è stata una grande cosa questa. Adesso non è presidente su questo, quindi tra essere dei biglietti e uno sguardo invece lucido, paradossalmente il distaccato ti aiuta a capire meglio il contesto di questa terra e il suo divenire. Ma io posso fare il mio esempio nella misura in cui io una delle prime volte che sono uscita, l'ho fatto quasi scappando di casa a 17 anni, prendendo la nave con dei miei amici, quasi di nascosto, anzi di nascosto, mia madre l'ha scoperto dopo molti anni, ho millantato di andare a dormire da degli amici, in realtà siamo andati a vedere il concerto di Bruce Springsteen nell'86 al Flaminio a Roma, e quindi una fuga assolutamente di libertà assoluta, nel senso che cantanti americani, noi eravamo appassionatissimi, anzi veramente devo dire degli esegeti del boss, e quindi questa fuga con la Tirrenia, abbiamo dormito, ai tempi si poteva fare, se devo vedere cos'era la stazione Termini adesso è impossibile, abbiamo dormito alla fine del concerto, praticamente c'era una forma gigantesca di Parmigiano Reggiano a Termini per poi riprendere il treno che ci aveva riportato a Civitavecchia per ritornare. Se penso a un viaggio avventuroso come quello, e quindi l'andare con un'aspettativa pazzesca perché c'è qualcosa che tu non puoi avere a casa tua, cioè vedere il tuo mito realizzarsi in un concerto che per un ragazzino ovviamente è la cosa forse più bella, più toccante della musica, ecco, quell'essere dei biglietti che poi mi ha portato anche a studiare fuori, ho studiato a Pisa e voglio tornare all'improvviso. Per me, siccome chiaramente studiavo con un contesto in cui la mia famiglia mi pagava gli studi, io mi arrotondavo con lavoretti di qualsiasi genere, ho tenuto cani, gatti, bambini, qualsiasi cosa che possa venire in mente, ho lezioni di matematica, però ovviamente non potevo tornare tutti i fine settimana, quindi tornavo ogni 2 mesi. E quando si arriva ad Olbia, qua è così, c'è questo profumo di riso fortissimo che a me faceva sentire a casa, cioè scendevo dall'aereo, uscivo dall'aeroporto, c'era questo profumo avvolgente, andavo a, prendermi, allora c'era una linea di autobus che era del Plan, poi dopo
affittare una macchina, però quel momento di passaggio per me era, sono arrivata, sono tornata a casa, sono qua, ed è uno stato mentale, cioè per me era proprio liberarmi anche di una serie di pesantezze, di una serie di carichi, di una serie di preoccupazioni che potevo avere e riabbracciare un contesto che tornava ad essere mio. E poi tornava alle mie ripetenze, quindi ripartire. Però io credo che veramente la caratteristica che poi ho trovato in praticamente, devo dire, tutti i racconti è il legame, questo legame pazzesco che io vi devo dire ho trovato in altri isolani. Mi è capitato nella mia vita di conoscere altri isolani, anche di isole grandi, inglesi, scozzesi, greci delle isole, maltesi, e c'è questa natura di essere isolano che ci accomuna, c'è comunque un legame fortissimo che nonostante si viaggi in tantissimi contesti nel mondo, ci fa riconoscere. Io mi sono capitate cose assurde, vi potrei raccontare, New York, Times Square, lavoravo lì, passo, sento dei ragazzi parlare con un accento assolutamente, mi fermo, cosa impensabile in altri contesti, mi fermo e chiedo, quasi ansiosa, quasi assolutamente desiderosa di conoscere, ma tu sei salvo, dimmi, era proprio veramente un desiderio. Ecco, questo tipo di legame non c'è in altri contesti, ho tantissime conoscenze, non di persone, di vari mondi, di varie culture, di varie provenienze, c'è solo nelle isole, quindi anche questo tipo di legame secondo me fa parte da rivieni come partendo però dai contributi di altri due co-scrittori, possiamo chiamare così, di rivieni, che sono lo stilista Antonio Marras e il musicista Moses Concas. Moses racconta del suo viaggio anche per sfuggire alla tristezza infinita di aver perso un amico, quindi spostarsi significa darsi all'avventura, un cavaliere errante. Questo dolore lo posso rimpicciolire solo aprendo di nuove sensazioni dell'indefinito, e comincia il suo viaggio e poi però torna per l'inquietudine che mi risposta a tornare indietro verso la Sardegna, però nel mentre Moses cerca i propri spazi. Antonio Marras parla di pozze sensoriali di Sardegna che lui individua in alcune spiagge del suo amato algherese, no? Quindi le bombarde e via così. Questi spazi, che sono un po' come i giardini zen di Kyoto, se ci siete stati, io ci sono stato, c'erano queste pietre perfettamente disposte, pochissime piante scolpite per la maniera perfetta dei giapponesi, tutti zitti che osservavano, e io che mi ero preso la local guide, una persona di lì che vieni con me, ti faccio scoprire il posto, a un certo punto da turista occidentale, che loro chiamano Gaijin, chiedo, ma non c'è quasi niente qui? E lui, Hiroshi, era un professore delle superiori che faceva anche questa attività, in inglese mi fa, non è che non c'è niente, è che quello che manca ce lo devi mettere tu. Antonio Marras dice che in certi silenzi milanesi della sua attività di stilista impegnato eccetera, o nel guardare i giardinetti muccioli della zona di Milano dove lui vive, ritrova certe pozze d'acqua che sono spazi di possibilità nella spiaggia delle bombarde eccetera eccetera eccetera. Allora siamo tutti chiamati a riempire spazi andando oltre i limiti, le fatiche, con delle possibilità che noi trasformiamo in cose concrete. Può essere una chiave questa, ma che ne pensi? Può essere una chiave e la porta all'apre anche bene, anche perché il ragionamento a monte che fa Antonio secondo me è provvidenziale, ed è il ragionamento che fa in maniera conversa, anche se non lo dichiara esplicitamente nel racconto, ma lo conosco abbastanza bene da saperlo, Bacchisio Bandino. Bacchisio ha un adagio che ripete da sempre e ha sempre ripetuto anche nell'altro saggio che abbiamo scritto sempre per il maestrale insieme. Bacchisio ha un mantra, in Sardegna non è vero che non c'è niente da fare, c'è tutto da fare, e per fare tutto bisogna vedere la possibilità che tutto accada, e questo è fondamentalmente il senso, no? Bacchisio dice sempre, in Sardegna il tempo non è verticale, è a spirale,
va avanti, indietro, scende, sale, vortice, no? Ha delle termiche dentro, è instabile, turbolento, proprio questo è magico ed è sontuoso, si muove, balla. E questo secondo me è un grande principio di verità, perché se noi vediamo con attenzione questa verticalità un po' spumosa, un po' spumeggiante del tempo in Sardegna, vediamo anche dove in realtà noi cerchiamo quel tipo di risposta. Antonio, quando guarda i laghetti vicino casa, sogna la turbolenza di quell'acqua, sogna il movimento di quell'acqua, sogna per un istante di chiudere gli occhi e immaginarsi a capocaccia. Quello è il ragionamento a monte. Il ragionamento a monte è che la vita è ambiente e che i codici dell'ambiente raccontano i codici del mondo che abitiamo e di qualunque mondo potremmo abitare. E quando quei codici riescono a combaciare si crea un'immagine e quell'immagine ci riporta a casa. Questa è la linea fondamentale. Hai detto un altro contributo che è molto bello, che è quello di Moses. Moses inizia un viaggio per esorcizzare la morte di un amico, l'hai detto bene? In realtà lo inizia perché la morte di un amico gli smuove qualcosa, cioè una sorta di sensazione di incollocabilità. Io non appartengo a questo mondo, ma non perché questo mondo non vada bene a me, ma perché forse io per ora non vado bene a questo mondo. Quindi lui inizia, torna all'inquietudine, lui inizia a girare per il mondo, lo girerà davvero tutto quanto, perché l'ha girato tutto quel ragazzo, per scoprirsi, per reinventarsi, per appropriarsi di se stesso. Lo fa e quando lo fa non solo torna, ma torna consapevole di tutto il viaggio che ha in qualche modo contaminato il suo modo di vivere, il suo modo di essere e di esistere. Tanto è vero che lo si ascolta in tutta la musica che fa. Se noi ascoltiamo la musica di Moses, non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico, ha composto da poco la colonna sonora della Vita va così di Riccardo Milani. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto La Vita va così? Ah, quello, guarda, bel posto con 100 anni. Ora, la logica alla base è che dentro quella musica, che sembra una musica tipicamente locale, in realtà c'è tutto un viaggio che lui ha compiuto. Ed è la stessa identica logica che ti potrebbe dire davanti di che Divina Perchita Paolo, è la stessa logica che può dire Virginia raccontando le sue parole, è la stessa logica che dice Alessandra con la sua parabola di vita e di esperienza politica. Parentesi tonda, prima esperienza da narratrice per Alessandra Totte, scrive da Dio. E questo è un aspetto che secondo me è importante, cioè a prescindere dall'operazione del saggio, il fatto che ci sia la possibilità di vedere vicine delle testimonianze lontanissime ma uguali, secondo me è un buon segnale del fatto che su certi temi, su certi aspetti, per quanto passi il tempo, per quanto si possa investire e creare per il meglio e creare per davvero, c'è uno spazio di mondo in cui ancora ci identifichiamo tutti quanti, che non è andare e tornare, ma è essere in quanto sardi, essere in quanto persone stanche, confuse. A me viene sempre in mente, quando penso ai sardi, una poesia che quei sardi non c'entra nulla, forse c'entra tutto, che è Ulisse di Alfred Tennyson. La fine di Ulisse di Tennyson è bellissima, perché è molto secca e netta. Noi non siamo più quella schiera di eroi che nei giorni lontani muoveva la terra e il cielo, non siamo dei, non siamo gli unici, non c'è il concetto di monopolio a governare il mondo, non c'è l'unicità dei sardi che diceva prima Virginia. Noi siamo ciò che siamo, dice Tennyson, un'uguale indole di eroici cuori, infiacchiti dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà di combattere, cercare di trovare e non cedere mai. E questa è secondo me la sintesi perfetta di chiunque, come ha detto prima giustamente Alessandra, faccia parte dietro da un'isola e abbia un cuore da una parte e l'anima del mondo. Siamo in chiusura di questo nostro incontro e vorrei chiudere con Alessandra Totte con un parere su alcuni dati interessanti che riguardano la nostra regione. Come sappiamo, la Sardegna deve battersi per cercare di ridurre il nostro popolamento. Noi continuiamo ad avere dei tassi di abbandono scolastico e di disoccupazione più alti del resto d'Italia, ma la buona notizia è che i numeri stanno migliorando. Poi però è stato diffuso l'ultimo dossier del CRENOS, che è un centro studi a cui contribuiscono le università di Cagliari e di Sassari, che fa uno sguardo approfondito sullo stato della nostra economia e quindi come noi siamo percepiti come prodotto speciale specifico dal resto del mondo.
E dal rapporto Krenos emerge il fatto che il settore chimico, perché uno dice la Saras è un'altra cosa, ma in generale il chimico produce 200 milioni l'anno di fatturato. Poi c'è il lattiero caseario, una delle nostre grandi specialità identitarie, che produce 161 milioni di euro. Poi però c'è l'alberghiero, l'extra-alberghiero, il turistico, quindi andiamo dalla casa in B&B fino all'agriturismo, fino ad arrivare ai grandi resort. E l'insieme di questa attività fattura e produce 2 miliardi di euro l'anno. È stato calcolato che in media ogni turista straniero che viene da fuori Sardegna lascia qua più di 1.000 euro di tasca sua, e di queste più di 100 euro tornano giustamente alla regione in forma di tasse dovute, eccetera, eccetera. Niente male. Come si può utilizzare questa potenzialità? Forse noi non la percepiamo abbastanza, continuiamo a vederci come quelli che devono andare a fare, con tutto il rispetto per chi lo fa, il gelataio stagionale in Germania. Qui in realtà c'è molto su cui creare, immaginare e valorizzare. Che ne pensi? Intanto la cosa che mi viene in mente, anche avendo ascoltato Virginia e Matteo, che noi, soprattutto i ragazzi, soprattutto chi ha desiderio comunque di conoscere il mondo, ha un fortissimo senso di riconoscimento, un riconoscimento che probabilmente non trova, così come non trovano magari altri ragazzi nelle loro, come dire, insomma, nelle loro regioni, nei loro mondi, perché i sardi non sono gli unici che viaggiano, tanti altri si spostano e tanti altri si muovono. Quindi c'è un senso di riconoscimento e anche di rivalsa e anche di valorizzazione dei propri talenti che comunque vogliono sperimentare, e viva Dio, bene che lo facciano. Io ragiono sempre pensando che costruire steccati non mi ha portato niente di buono, quindi il mio senso non è mantenere a forza le persone dentro l'isola, perché non funzionerebbe e non avrebbe assolutamente nessun tipo di senso. Quello che invece conta davvero è creare opportunità di attrazione. Una delle mie fissazioni sull'ingegnere informatico è una delle cose che uno dei miei pallini, è che viaggiando, vivendo in tanti contesti, voi avete visto anche quanto è cambiato il lavoro e anche quanto la qualità di come le persone lavorano è percepita soprattutto dopo la pandemia in maniera diversa. Tante persone, soprattutto chi ha dei lavori che sono immateriali, si sposta cercando luoghi dove lavora bene, dove vive bene, e magari con la facilità di spostamento ovviamente ha la possibilità di andare a trovare i propri colleghi, di incontrarsi magari da alcune parti. Alcune isole, come per esempio Malta o come per esempio le Baleari, hanno sviluppato politiche specifiche per i nomadi digitali, per gruppi di lavoro che devono sviluppare progetti per 3-4 mesi e che magari vogliono vivere in un luogo bello, in un luogo che gli dà anche delle altre sensazioni, gli dà una buona qualità della vita, e possono usare quel luogo anche come ispirazione per il loro lavoro. Chiaramente alcuni servizi sono determinanti, come per esempio la connettività. Perché dico questo? Perché noi dobbiamo ragionare nel creare opportunità, nell'attrarre ragazzi diversi, nel lavorare con le nostre università perché si aprano, perché collaborino con le altre università. Una delle cose di cui ne abbiamo paura è l'apertura. Questo fa anche parte del nostro DNA. Io credo che il cambiamento reale che ci deve essere, che noi siamo portati ad accelerare, è proprio il fatto di non avere paura di aprirsi, di non avere paura di collaborare con l'esterno, di non avere paura di perdere per magari guadagnare altro, guadagnare altri ragazzi, guadagnare altre esperienze, guadagnare altre opportunità, perché magari quelle esperienze, quei ragazzi, quelle opportunità servono anche per far tornare i nostri, perché servono anche per trovare altro. E questo secondo me è una cosa che noi non abbiamo ancora capito fino in fondo, cioè è una cosa che è ancora lì latente, che deve essere sviluppata meglio. Non dobbiamo vedere la perdita, che chiaramente dispiace ai genitori, che chiaramente è dolorosa, ma noi dobbiamo vedere l'opportunità di prendere altro, perché se vengono a studiare da noi e magari si fermano dei medici che possono essere inglesi, olandesi, tedeschi, americani, canadesi, chi se ne importa, sono giovani forze che magari ci possono dare altro, ci possono far accelerare anche una trasformazione di cui sicuramente sotto alcuni punti di vista abbiamo bisogno. E guardate, questi ragazzi spesso diventano più sardi di noi. Adesso vi voglio raccontare brevemente un'esperienza che mi ha sconvolto. Io ho incontrato i tenores di Tokyo.
e una si dice: ma sei matta, cioè voglio dire, ma che sono dei ragazzi giapponesi che vi posso garantire che hanno il cantatenore e lo cantano in un modo che è commovente, perché uno li ascolta, cioè, andatevi a cercare, sono dei video su YouTube, uno li ascolta e si commuove perché loro hanno voluto imparare come dire, qualcosa che e l'hanno portata fuori, lo portano in tournée, lo portano ovunque. E quindi questo per far capire che spesso delle cose che sono poco riconosciute, e da lì torno dove ho iniziato, il senso del riconoscimento. Noi abbiamo delle tradizioni, una cultura, delle cose che sono uniche, noi le diamo per scontate. Quando altri, che magari sono culturalmente affini per le cose ma lontanissimi per altri, le scoprono, ci portano, come dire, l'uovo di Colombo, c'era lì e noi non l'abbiamo mai visto. E quindi secondo me anche vedere quello che abbiamo in momenti diversi potrebbe essere veramente una grande ricchezza. Stasera a parlare di ringraziamo Matteo Porru, ringraziamo Virginia Sava, ringraziamo Alessandra Totte, grazie a tutti voi. Ringraziamo che sono stati stamattina, Libero, Sentula, proseguono con moltissimi altri eventi, avrò il piacere di leggere, approfondire, parlare con l'autore e gli autrici. Grazie, buona serata a tutti.